Scatman's World. Veneziano, siamo su London 2012, ma per l'occasione Rio 2016, ragazzi. Purtroppo per la prima volta non c'è il gioco ufficiale delle Olimpiadi, già non c'era a Sochi. Adesso anche qua veramente, boh, non lo so, non mettere il gioco delle Olimpiadi è veramente una tristezza, perché mi ha accompagnato in tutti gli anni dal 2000 fino a Londra, tra le invernali e le estive. Allora raga, visto che qua siamo a London, ci spariamo, provo con un po' di nazionali a fare le Olimpiadi, così per rivivere una delle serie, forse la serie del Cume, una delle più belle in assoluto, che ricordo veramente alla grande, era 2012, 4 anni fa, tante cose diverse rispetto a questo 2016, alcune positive, altre negative, come è normale che sia. Niente, partiamo giornata 1, andiamo con il Brasile, ragazzi, proprio per livello massimo di difficoltà. Proprio queste Olimpiadi impossibili, raga, perché sono sempre Olimpiadi impossibili, anche perché non mi ricordo un cazzo, dovrò provare anche i tutorial, ragazzi, perché non mi ricordo più una sega. Quindi la prima, diciamo, Olimpiadi impossibile sarà veramente impossibile. Allora, vediamo, io direi di partire con 200 metri maschili, che con il Brasile saranno anche abbastanza duri. Ok. Ma posso selezionare, vediamo quali selezionare. Ok. Due ne possiamo selezionare nella giornata 1. Ok, allora mettiamo questi, perfetto. 100 metri stile libero femminile e 200 metri maschile. Ok. Ok, 100 metri non mi ricordo più come si fa, devo usare il tutorial, ragazzi. E si parte, ragazzi, le Olimpiadi Impossibili, Rio 2016, nazionale, Brasile. Vai, ragazzi. Questo è un regalo che voglio fare perché so quanti hanno amato le Olimpiadi del Cume fatte anche con altri giochi, che è una roba incredibile. Vai. E c'è il tutorial. Ok, allora vediamo come si fa, non mi ricordo più un cazzo. La prima Olimpiade sarà così, raga. Ora partenza, vediamo. Allora. Vabbè, solito, con la. Dopo, ok. E fin qua ci siamo. E dopo sinistra, destra, sinistro, destro, 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 sinistro. Ok, 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 perfetto. Dopo la virata con B. Ok, A. E dopo sempre così, va bene. Vai. Qualificazioni 100 metri, stile libero femminile, Aquatic Center, giornata 1. Olimpiadi Rio, vai. Vai. Vediamo cosa riusciamo a combinare, ragazzi. Voglio la qualificazione. Livello massimo, ragazzi. Dai, Kume. Dai, Kume. Dai, vecchio. Dai, Kume. Con questa brasiliana zoccolona, dai. Perfetto. Vai, siamo primi, siamo primi. Siamo partiti bene con il livello massimo di difficoltà, ragazzi. Qualificazione per i 100 metri. Stile libero. Dai, Kume. Dai, Kume. Dai. Dai, Kumendino. Dai, Kumendino. Dai, Kumendino. Yes. E arrivano le qualificazioni. Ok. Siamo qualificati per le finali. E il nuovo record olimpico, anche attenzione, parte alla grande il Kume. Si parte subito a bomba. Si qualificano le prime 4, 52-67, Olympic record. Ok, vediamo se riusciamo a qualificarci anche per i 200 maschili, speriamo. Oh, ta-na-na-na, ta-ra-ra-ra. Ok, questo mi ricordo come si fa. Olympic Stadium. Qualification. 200 metri maschili. Ok, c'è anche l'Italia. Ok. Joao Marruda, un figo Marruda. Me lo godo. Go! Oh merda.
Devo stare sul verde, devo stare sul verde, devo stare sul verde. Vai Kume, 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 vai Kume. Dai che ci siamo. Dai che devo arrivare almeno quarti, almeno quarti, almeno quarti, almeno quarti, almeno quarti, almeno quarti. Ah, non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Ah, dai Kume, dai Kume. Terzo. Ammazza, oh, durissima qua, durissima. Joao Marruda arriva terzo. Arrivano le qualifiche, mamma mia. Qualificata Norvegia, Svizzera, Brasile, Cechia. Perché è un po' Cechia la Repubblica Ceca. Italia, Francia, Spagna e Cina, fuori dai giochi. Siamo in finale in tutte e due le competizioni. Questa giornata 1 comincia veramente bene. Ragazzi, nel nuoto ho chance di medaglia, nella corsa non lo so. Tensione, finalissima. Ci sono anche gli Stati Uniti, ragazzi. Sono cazzi. Con gli Stati Uniti sono cazzi. Vai, concentration, please. Vai. Vai, Kume. Voglio una medaglietta. Concentration, Kume. Dai, che il Brasile vuole uno storico oro nel nuoto. Che non è molto favorito, insomma. Buono. Siamo primi la P50. Dai, Comendino. Dai, Comendino. Vediamo col Brasile che Olimpiadi riusciamo a combinare. Dai. Dai. Dai, Comendino. Dai. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Gold! Incredibile Finlandia seconda e Gran Bretagna terza. Letizia Alvarez ci porta a casa il primo oro. Mamma mia ragazzi, arriva il primo oro, Fiore, il medagliere. Stati Uniti addirittura quinti, anche l'Australia fuori dai giochi. Incredibile, Fiori. Sorprese dopo la prima giornata. Eccoci qua. E arriva l'oro. Ta-ta-ra-ta, ta-ra-ta-ta-ta. Per i copyright devo toglierlo, vaffanculo. Perfetto. Adesso vediamo nella corsa. Finale, 200 metri maschili. Vediamo cosa combiniamo qua. Tenio marks. Set. Ok, Kume. Vai brasiliano, vai che i brasiliani nella corsa così non sono proprio strafavoriti. Concentration, siamo quarti, siamo fuori dalle medaglie. Siamo fuori dalle medaglie, non ce la fa il porco, non ce la fa. Niente da fare. Niente da fare. Quinto a posto. Quinto a posto purtroppo. Fuori dalle medaglie, devo anche riprendere un po' le abilità qua, perché ho fatto veramente cagare. Norvegia, ora la Giamaica addirittura terza, pazzesco. Ok, oro, comunque siamo ancora primi chiaramente le medagliere, prima Brasile un oro, seconda Norvegia un oro, poi Finlandia un argento, Svizzera un argento, Gran Bretagna e Giamaica un bronzo, e poi via via tutte le altre. Ok. Finisce la prima giornata. Perfetto. Giornata 2. Ok, qua possiamo scegliere, allora mettiamo. Siamo 2 giornate oggi. Tiro con l'arco. Salto triplo. Solo 2 posso scegliere. Ah, scegli 2 eventi per le gare di oggi. Infatti, 2 soli. Allora, tiro con l'arco e salto triplo. Chiaramente nelle prossime voglio scegliere anche altre discipline così da vedere un po' tutto. Ok, perfetto. Salto triplo maschile e tiro con l'arco individuale femminile. Iniziano le qualificazioni. Qualificazione salto triplo, devo fare il tutorial ragazzi perché... Allora qua, solita corsa.
Importante farla bene. Purtroppo non è facile. Ok, velocità è una merda. Quando arrivo... ok, è tutto il tempismo. Vabbè, perfetto. Sarà dura, sarà molto dura. Vai. Occhio Kume, dobbiamo correre molto molto bene. Ma... Male il primo posto, siamo all'ondo. Ho regalato troppo, ho regalato 16 e 4. Siamo sesti, fuori anche dalle qualificazioni. Faremo anche con l'Italia, chiaramente, le Olimpiadi, però volevo omaggiare il Brasile, visto che... Ancora, ma quanto sto regalando, Cristo! Mamma mia, che disastro, quinti, ma lontani ancora, abbiamo 6 tentativi. Third attempt. Non bene neanche stavolta. Fuori, fall. Nullo. Devo riprendere la mano qua, eh. Four attempt. Mamma mia, che cesso, ragazzi, che cesso. Regalo troppo. 16,84, siamo quinti, ma lontanissimi da una possibilità di qualificazione. 2 tentativi, dai Kume. Niente, mamma mia. Male. Un Kume veramente negativo. Portogallo, Cina, Austria e Nuova Zelanda sono quasi qualificate per il Kume, ultima possibilità, altrimenti siamo fuori dalle finali del salto triplo. Niente da fare. 5 lui, mamma mia. Total disaster. Niente, non siamo riusciti a qualificarci, purtroppo. Niente. Tiro con l'arco, questa è la mia specialità. Devo ricordarmi come si fa. Ma qua possiamo fare un bel risultato. Vediamo un attimo. Tutorial. Allora. Devo ricordarmi anche il vento. Allora, l'arco. Usa, rilascia. Aspetta un attimo. Vediamo. 7. Riavvia il tutorial, riproviamo. Riproviamo per sicurezza. Cazzo, questa era la mia specialità, porca troia. Qua va. Adesso è così. Beh, no, devo... attenzione, devo un attimo riprovare, ragazzi. Mi scuso, ma non posso sbagliare. Ok, la direzione è così. Ok. Vai. Qua devo assolutamente qualificarmi, eh. Ok. Yes! 9. Nove. C'è tensione, ragazzi. 9. La tabellina del 9. Buono, 27 al primo round. Siamo secondi. Tensione altissima, ragazzi. Sta cambiando il vento. 9.
9. Mi sto abbonando al 9, ragazzi. Va benissimo. Va benissimo questo round di qualificazione per il tiro con l'arco femminile. Cambio il vento. 9. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Sono 4 round, siamo secondi. Gli States volano, Stati Uniti volano. Ma se continuiamo così la qualificazione è nostra. No, forse questa... 8. 8, troppo a sinistra, come. Troppa fretta, un po' di calma. 10! Recupero l'8 della prima freccia. 8. 26. 26. Scivoliamo al terzo posto, non ti perdona niente la difficoltà massima. Madonna, gli Stati Uniti stanno volando, ragazzi. E 7. Brutto errore qua, brutto errore come mi sto giocando la qualificazione, ragazzi. Che tensione, ragazzi, che tensione. Yes, dai, recuperiamo un po', 9. Non c'è vento, assenza di vento. 8, Dio santissimo. Terzi, meno male, ma per loro sarà veramente, veramente dura. Andiamo a fare la finale del tiro con l'arco femminile. Obiettivo almeno il bronzo. Ok ragazzi, c'è anche l'Italia. Italia, Stati Uniti, le più pericolose da non sottovalutare, però anche la Francia. Vai. Dove? Non si può sbagliare in finale, ragazzi. Ho bisogno di qualche 10 in più, però. 9. Ok, ok, buono primo round. Ottimo primo round, secondi, incredibile. L'Italia, mamma mia, l'Italia è già fuori da tutto, con 19, Stati Uniti indietro. No, altissimo punteggio, Giappone. È partita alla grande il Giappone, Italia disastrosa purtroppo. Nove. C'è una tensione, ragazzi, che è indescrivibile. 8, oddio Cristo, la mia fretta. Devo fare un 10 per recuperare l'8. Un altro 8. Secondo round veramente negativo. Siamo terzi con 2 frecce, con 2 punti di vantaggio sulla Cina. Porca puttana. 9, niente, non arriva al 10, non arriva al 10 purtroppo. 9. No. 9, meno male perché il vento stava cambiando. Dai, torniamo in corsa. Siamo 79 ormai, ce la giochiamo per il bronzo. Stati Uniti e Giappone troppo avanti. Mamma mia ragazzi, che fenomeni. 10! Siamo ancora vivi, cazzo, siamo ancora vivi. Dieci. Silenzio, cazzo, il cume c'è ancora. Il cume vuole proprio tentare anche un miracolo argento. 8 perché? E arriva al terzo posto per 2 punti.
per 2 punti. Stati Uniti prima, Giappone secondo, Brasile terza, Italia è proprio crollata. Dai, un buon podio, alla fine è una buona medaglia. Stati Uniti cominciano a marciare le medagliere, Giappone secondo, Brasile terzo. Purtroppo non possiamo sentire. Brasile un oro, un bronzo, Norvegia un oro, Portogallo un oro, Stati Uniti un oro, Cina un argento, Finlandia un argento, Giappone argento, Svizzera argento, Austria, Gran Bretagna, Giamaica bronzo, tutto il resto a quota zero. Buono raga, le prime 2 giornate sono andate, vediamo cosa ci aspetterà per la terza giornata. Vediamo un attimo. Proviamo. Sarà piattello, skit e possiamo fare getto del peso. Quindi questo sarà come si dice, il programma della terza giornata olimpica. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!